Buongiorno a tutti, buongiorno fratelli, sorelle, come state? Bene? Vi chiedo per cortesia di alzarvi lì nel vostro posto. Amen. Che gioia oggi essere insieme qui nella casa del Signore. Io non ci sono stata domenica scorsa e mi siete mancati tantissimo, tantissimo. Non vedevo l'ora di essere qui stamattina per vedervi. Amen. Vi chiedo di aprire la vostra Bibbia nei Salmi 98 e iniziamo questo momento di comunione leggendo la parola santa del Signore. Amen. Salmi 98. Che dice così: cantate all'Eterno un cantico nuovo, perché Egli ha compiuto meraviglie. La sua destra e il braccio suo santo l'hanno reso vittorioso. L'Eterno ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia nel cospetto delle nazioni. Si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Acclamate l'Eterno, abitanti di tutta la terra. Date incanti di giubilo e di lode. Salmeggiate all'Eterno con la cetra e la voce del canto, con trombe e col suono del corno. Fate acclamazione al Re, all'Eterno Re. Risuoni il mare e tutto ciò che è in esso, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, i monti cantino assieme di gioia davanti all'Eterno, perché Egli viene e giudicherà la terra, Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Acclamate l'Eterno. Voi tutti, abitanti della terra, salmeggiate il suo nome. Questo è il momento che il Signore ha preparato per noi stamattina. Preghiamo insieme. Padre Santo, nel nome di Gesù noi vogliamo ringraziarti per questo momento, papà. Ringraziarti perché siamo insieme ancora una mattina nella tua presenza. Grazie, Signore, per questa opportunità che ci hai donato. Ancora un altro giorno di vita che ci hai proporzionato di stare insieme. Noi come Chiesa ci uniamo per dichiarare che solo tu sei Re di questa nazione, solo tu sei Re di questa Chiesa, solo tu sei Re della nostra casa, della nostra famiglia. E noi siamo riuniti qui oggi per dichiarare che noi proclamiamo il tuo nome. Anche sui tetti grideremo che solo tu sei santo. All'Eterno siano date tutte le lodi che abbiamo nelle nostre labbra. All'Eterno siano dati tutti i giubilo che abitano nei miei polmoni. A te, Signore, soltanto a te le mie ginocchia si piegheranno e la mia lingua confesserà che solo tu sei il Signore della mia casa. Solo tu sei il Signore di questa Chiesa. Pregate insieme a me, fratelli, pregate. Oh Signore, nel nome di Gesù noi desideriamo la tua presenza. Fai presente in questa mattina, Signore. Noi vogliamo sentire la tua presenza in mezzo a noi. Non c'è nient'altro che possa riempire il nostro cuore di gioia. Anche se siamo venuti a cercare qualsiasi altra cosa di te, noi vogliamo dichiarare che soltanto la tua presenza ci basta. Soltanto la tua presenza ci basta. All'Eterno siano date tutte le lodi. All'Eterno sia data tutta la gloria, l'onore e tutto quello che ha in me, che c'è in me. Proclama il suo santo nome. All'Eterno soltanto siano date la lode che ho, la lode che ho è tua, tutto quel che sono è tuo, tutto quel che ho è tuo. A te, Signore, all'Eterno siano date
tutta la lode, la gloria, il potere, il dominio e la giustizia. Oh, all'Eterno siano date tutta la gloria e l'onore, il dominio tuo. Alleluia. Salmeggiate il Signore, lodate il suo santo nome, perché Lui un giorno è venuto, ci ha preso per la mano e ci ha portato in vittoria. La nostra vittoria esiste quando noi guardiamo a Lui. La nostra vittoria noi la vediamo soltanto quando noi guardiamo Lui. Lui, in Lui sussistono tutte le cose. Amen. Adoriamo il suo nome. Alleluia. Ricorderò le meraviglie tue, la libertà, l'esodo del mio cuore. Ben cercato, liberato, trattenuto le acque intorno a me. Oh Yahweh, Canta Dio. io tu ti per me, sei Signore ogni vittoria. Alleluia, alleluia. Hai diviso Il mare, mi hai guidato in libertà. Alleluia, alleluia. proclamate il suo nome. La nuvola È il segno. segno che Oh, è tu il sei con segno. me. Il fuoco tuo si guida nella notte. Mi ha cercato. Mi hai cercato, liberato, trattenuto le acque intorno a me. Oh Yahweh, io tu lotti per me, sei Signore di ogni vittoria. Alleluia, alleluia. Hai diviso il mare e mi hai guidato in libertà. Alleluia,
hai guidato in libertà. Alleluia, alleluia. Tu sei venuto al mio Egitto, Signore. Dov'ero? Mi hai preso per la mano e mi hai portato alla mia terra promessa. E tutto ciò che ho, io consegno a te. Alleluia. Il tuo amore non fallia mai, non cambia mai. Non cambia mai, Signore. Non cambia mai. Le nostre palme.
visto muovere le montagne e io credo che lo farai ancora. Tu fai che tutto cooperi per il mio bene. Amen, alleluia. Vedo ogni muro che crolla davanti a me. Tu non mi hai deluso mai. Quanto è bello dichiarare questo, è meraviglioso. L'attesa finirà. La battaglia hai vinto già. La battaglia hai vinto già. Tu non mi hai deluso mai. La tua promessa è eterna, grande è la tua fedeltà. È grande. Fedeltà. Sono al sicuro in te e questa è la mia certezza, non mi hai deluso mai. Non mi hai mai deluso. La notte passerà. La notte passerà, tutto si compierà ed il mio cuore ti loderà. Sei sufficiente. Gesù è sufficiente sei. Tienimi nel tuo cuore. Tienimi nel tuo amore ed il mio cuore ti loderà. La tua promessa è eterna, grande è la tua fedeltà, fedeltà.
sei eterna, grande è la tua fedeltà, fedeltà. Sono al sicuro in te, questa è la mia certezza, tu non fallisci, la tua promessa è eterna, grande è la tua fedeltà, fedeltà. Sono al sicuro in te, questa è la mia certezza, non mi hai deluso mai, non mi hai deluso mai, non mi hai deluso mai. Amém, Senhor. Amém. Glorificato sia il tuo nome, Signore. Tu non ci hai mai deluso, Padre. Noi vogliamo riconoscere, Dio, che tu sei santo, tu sei il nostro Dio. Ecco che troviamo in Giovanni 4,15. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. Amen. E allora con un atto di amore, di onore al nostro Dio, in questo momento noi possiamo prendere le nostre offerte, le nostre decime e ringraziare il Signore per ciò che Lui fa nella nostra vita, per quello che Lui ci dà, l'opportunità di esserci qui in questa mattina è già un dono di Dio. Amen. Lodiamo il nostro Dio con le offerte e con le nostre decime. Amen. Potete portare qua davanti, preghiamo insieme, amen. Padre Santo, nel nome di Gesù noi vogliamo ringraziarti, Signore, per ogni decima e ogni offerta portata qui davanti a te. Noi vogliamo dirti, Signore, che noi consegniamo una piccola parte di quello che tu ci hai versato tanto, tanto nella nostra vita. E noi vogliamo ringraziarti, offrirti anche come dimostrazione d'amore, come lode, come adorazione a te, Signore. E dirti che noi non tratteniamo niente. Niente è nostro, tutto è tuo e noi vogliamo offrirti una piccola parte, è piccolo, Signore, quello che stiamo facendo qui oggi, sia lodando, sia adorando il tuo nome con le nostre voci, ma anche con le nostre finanze, Signore. E noi vogliamo dirti che tutto appartiene a te, noi non tratteniamo niente, noi non amiamo niente oltre a te, Signore. Quindi noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Grazie papà, grazie per il tuo amore versato su di noi. Amen, alleluia. Potete portare con gioia qua davanti, amen, alleluia. Al Signore siano l'onore e la gloria sempre. Hai cercato il mondo, mi ha dato nulla, nessuna parola, nessun tesoro non mi soddisferà. Poi tu sei arrivato, mi hai dato nuova vita, ogni desiderio è soddisfatto qui nel tuo amore. Non c'è niente meglio di te, non c'è niente meglio di te, non c'è
te non c'è niente è meglio di te. Io voglio invitarti, mentre tu canti queste parole, non c'è niente meglio di te, che tu pensi a tutte le cose buone, Non c'è tutte le cose meravigliose che stanno succedendo nella tua vita in questo momento. Io voglio che tu ti dimentichi dei tuoi problemi, che tu ti dimentichi di tutte le cose che ti hanno fatto piangere e inizi a portare alla tua memoria tutte le cose che ti hanno portato gioia in questi ultimi giorni, le cose che ti hanno rallegrato il cuore. E io ho una notizia ancora meglio per te: tutte queste cose sommate non sono meglio della presenza del Signore nella nostra vita. Tutte le cose sommate che ti hanno fatto sorridere, che ti hanno fatto sognare questa settimana, non sono paragonabili al Signore nella nostra vita. Quindi io voglio che tu dichiari: non c'è niente meglio di te, pensando a tutte le cose buone che il Signore ha fatto a te, dicendo: Signore, anche se sono grata a te, se sono grato a te, io voglio dire che non c'è niente meglio di te. Non c'è niente meglio di te, non c'è niente, niente meglio di te, non c'è niente, niente meglio di te. Ancora una volta, non c'è niente, non c'è niente meglio di te, non c'è niente meglio di te, non c'è niente, niente meglio di te. Alleluia, Signore. Vogliamo dirti grazie, Signore. Offrirti gratitudine per tutte le cose che hai fatto nella nostra vita e che ancora farai. Grazie, Signore. Alleluia, alleluia. Le parole no basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà mentre tu, mio Dio, mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, alleluia. Altro mai farò, verso te aprirò le mie braccia a te, adorati Dio, le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia.
mani, non devi temere più, canti saprai che vivi un leone all'interno di te, alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vivi un leone all'interno di te, alzati e loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te, alzati e loda Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho, perché ciò che ho è un alleluia. Signore, ma è così poco. Alleluia. Sarà poco ma so che meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, alleluia. È tutto ciò che ho, è un alleluia, è un alleluia, è tutto ciò che ho. Le mie mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia, un alleluia. alleluia. Sarà poco ma so che meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, applaudiamo il Signore, amen. Colui che fa, colui che fa, amen, alleluia, amen, alleluia. Lodato sia il tuo nome, Signore. Alleluia, Signore. Buongiorno a tutti, pace sia con voi. Amém. Potete accomodarvi per favore? Glória a Dio. Amém. Chi è felice stamattina? Alza la mano. Siamo felici? Il Signore sta facendo grandi cose, no? E noi siamo nella gioia. E Lui farà ancora cose più grandi, noi crediamo in questo. Amen. Siamo felici perché Lui non ci delude mai. Alleluia. Mi piace tantissimo questa canzone, perché questa è una verità. Dio non ci delude mai. Fedele è colui che ha promesso, e quando Lui parla, succede. Amen. Gloria a Dio. Com'è andata la vostra settimana? Tutto bene? La pioggia ha spaventato i fratelli oggi, né? Signore. In quanto siamo oggi, Nato? 65. Da 100 e passa settimane scorsa siamo in 65, quasi dimezzati. Preghiamo per
In Brasile noi dicevamo che i credenti erano di zucchero, no? I credenti di zucchero che hanno paura della pioggia perché si sciolgono, no? Ma noi intanto siamo qui, amen? Alleluia! E noi sappiamo che il Signore è fedele, ma fa un caldo qua dentro, no? Che meraviglia! Che meraviglia! Chi si ricorda del freddo? Neanche ci ricordiamo più del freddo, no? Neanche ci ricordiamo più, no? Le cose brutte noi dimentichiamo subito, no? No, adesso siamo al caldo, fra un po' viene l'estate, noi saremo al fresco qui, e questo è meraviglioso. Questa è la struttura che il Signore ci propone, che il Signore ci dà, no? In modo che noi possiamo essere più confortevoli. E gloria a Dio, lodiamo il Signore anche per questo, perché questo è bontà sua. Amen. Gloria a Dio. Oggi noi parleremo di un tema, non abbiamo mai parlato di questo qua in chiesa. Sì, parliamo a volte in mezzo a qualche predica, ma oggi noi tratteremo di questo tema. Il tema oggi è tentazione o prova. Cosa mi sta succedendo? Perché magari a volte c'è un po' di confusione, no? Su cosa è tentazione e cosa è una prova. Noi stavamo discutendo, io e Mariana, un po' su questa cosa, e ho detto è importante parlare un po' su questo con la Chiesa, no? Perché a volte ci sono i fratelli che ci mandano dei versetti, a volte ci sono dei fratelli che fanno dei commenti, allora tu capisci un po' che non c'è un intendimento su quella cosa lì, cos'è la tentazione e cos'è la prova, no? E allora noi cercheremo di portare un po' di chiarimento su questo argomento oggi, no? E allora vi chiedo per favore di aprire le vostre Bibbie oppure i vostri cellulari nell'app della Bibbia, no? Niente Instagram, niente Facebook. Giacomo capitolo 1. Giacomo capitolo 1. Noi leggeremo 12, 13, 14 e 15. Amen, ci siamo? Allora Giacomo 1, 12 a 15. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Amen. Chiudete i vostri occhi, per favore. Caro Gesù, noi ti ringraziamo per la tua parola e chiediamo, Signore, che il tuo Spirito Santo ci possa parlare al cuore stamattina. Che il tuo Spirito Santo ci possa portare chiarimento, Signore, che noi possiamo essere confrontati e cambiati dalla tua parola, Signore. Che noi possiamo crescere nella conoscenza della tua parola, Signore, e che questo possa aiutarci a vivere meglio nella tua presenza. Questa è la tua parola e noi chiediamo, Signore, che tu possa ministrare su ogni cuore stamattina per la gloria del tuo nome. Amen. Chi ha già mai passato per una prova? Solo voi. Il resto è tutto benedetto, non avete mai avuto prova. Mi dovete raccontare come avete fatto. No, perché, Signore, no, perché è impossibile che un credente non abbia mai avuto una prova in vita sua, no? Dai, fammi domandare di nuovo. Proviamo a domandare di nuovo. Chi di voi non è mai passato per una prova? Ho cambiato? Chi di voi ha già passato per una prova? È migliorato, no? Andrea ancora no, Andrea lì saldo nella fede. Gloria a Dio. Amen. No? È una tentazione. Chi ha mai avuto una tentazione? Avete già avuto, vero? Sì.
penso che la Bibbia ci dice che questo viene nella nostra vita sempre, no? Non serve neanche pregare, no? Non abbiamo mai sentito di un credente che dice: Signore, più prove, manda più prove Gesù, manda più prove Signore Gesù. No, non ho mai visto un credente pregare così, no? Ma vengono, non serve neanche chiedere che vengono, e questo è detto. E allora noi abbiamo bisogno un po' di capire, e il versetto è chiaro quando noi abbiamo letto, da dove viene la prova e da dove viene la tentazione e qual è lo scopo di ognuna di queste, no? A volte noi facciamo un po' di confusione, e è proprio questo che Giacomo cerca di chiarire la situazione. Lui cerca di parlare un po', guarda che voi siete provati, no? E voi siete tentati dal diavolo, ma non siete tentati da Dio. Voi siete provati da Dio, e c'è una grande differenza in tutto questo, no? Noi abbiamo nella Bibbia tante storie di uomini che sono stati provati e di uomini che sono stati tentati, no? Qualcuno è passato con 10 lodi, altri invece no, no? Abbiamo la storia di Abramo. Chi si ricorda della storia di Abramo? Abramo è stato provato da Dio nella sua fedeltà, no? Dio ha chiesto la vita di Isacco, no? Lui ha detto: guarda, prendi il tuo figlio, colui che tu ami, vai sul monte che io ti farò vedere, no? Vai là e offri il tuo figlio in sacrificio. E lui non ha pensato neanche 2 volte. Dio ha parlato oggi, domani mattina lui si è svegliato mattina presto, ha preso il legno e è partito con i suoi servitori e sono andati via. L'altro giorno, di mattina presto, la Bibbia dice, di mattina presto lui è partito ed è andato ad ubbidire quello che il Signore aveva chiesto. 10 e lode, no? Abbiamo la storia di Giuseppe che è stato tentato dalla moglie di Potifar. Chi si ricorda di questa storia? No? È stato tentato duramente, lei ci ha provato tanto con lui, no? Ma lui ha resistito duramente, anche se dopo ha sofferto tanto per quello che lui ha fatto e tutto, no? Ma dopo il Signore ha onorato lui. 10 e lode. Daniele è stato provato. È finito anche nella fossa dei leoni, ma i leoni hanno digiunato, no? E lui è uscito di là ileso. Si può dire ileso in italiano? Ileso. E lui è uscito di là ileso, senza nessun graffio. Gloria a Dio. Abbiamo Sansone. Chi si ricorda della storia di Sansone? Cosa è successo con Sansone? Sansone non ha preso un 10 lode. Purtroppo no. Sansone ha ceduto alla pressione, no? Perché era innamorato di una donna e quella donna gli ha parlato tantissimo in testa, e le donne hanno questo potere, no? Ci dominano, no? Noi dobbiamo pregare per queste donne. No? Dobbiamo pregare per queste donne, Gesù, no? Chi ha convinto Adamo di mangiare il frutto? La donna, no? Vedi? E ci fermiamo qui perché sennò dormo sul divano stanotte, no? E allora Sansone ha ceduto, ha ascoltato la donna, ha raccontato il segreto che lui aveva con Dio, e lui ha perso la benedizione che era su di lui. Purtroppo un voto rosso per lui. E dopo abbiamo il nostro più grande esempio, Gesù Cristo. Gesù Cristo, dopo essere stato battezzato, è stato... E la parola dice proprio che lui è stato portato dallo Spirito Santo per essere tentato. Non è una cosa che è, no, dai, che Gesù era là, digiunando, no, cercando di consacrarsi, e Satana arriva. No, lui è portato apposta là.
Lui è stato portato apposta per essere tentato dallo Spirito Santo, no? Dal diavolo, scusatemi. Ho questa mania a volte di pensare una cosa e dire un'altra. Pregate per me. È l'età, vero? No? È l'età. Come dice una cara sorella, no? Una saggia sorella, dice che una vecchiaia non arriva mai sola. È vero o no, sorella Giovanna? La saggia Giovanna sempre dice questo, la vecchiaia non arriva mai sola. Vieni e porta i suoi benefici. Allora, quello che deve essere chiaro nella nostra mente è che Dio tenta. No? Allora Dio fa cosa? Dio prova, Satana tenta, no? E questa cosa noi dobbiamo essere consapevoli di questa cosa, no? Perché le prove quando vengono sulla nostra vita, e una curiosità, nel greco la stessa parola che è usata per prove è usata per tentazioni. La stessa parola che è usata, noi dobbiamo capire dal contesto. Noi dobbiamo capire proprio dal contesto che sta succedendo, perché a volte ci succedono anche delle tentazioni e anche le tentazioni sono permesse da Dio. E quello che noi dobbiamo anche avere sul cuore è che tutto quello che ci succede è per la nostra crescita. Però le provenienze sono diverse, no? Giacomo, lo stesso capitolo che noi abbiamo letto, ma nel versetto 2 al 4, Giacomo scrive così: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Allora, quando noi siamo provati, noi non possiamo lamentarci. E invece noi ci lamentiamo. Noi siamo dei credenti brontoloni, no? Che quando il Signore ci mette a prova per qualche situazione, no? Questo ha un scopo ben preciso nella nostra vita. Quando noi siamo provati per crescere. Noi siamo provati perché la nostra fede sia salda nel Signore Gesù. Dopo prima Pietro 1, 6 e 7, Pietro dice più o meno la stessa cosa. Perciò voi esultate anche ora per breve tempo. È necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provata col fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Cristo Gesù. Quando noi passiamo per la nostra prova e siamo approvati alla fine, questo dà lode e gloria a Dio per il comportamento che noi abbiamo in mezzo alla prova, perché di solito, come ho detto, non ci sono credenti che pregano Dio chiedendo di venire su di Lui una prova. Le prove vengono da sole, non serve neanche chiedere, ma quando le prove arrivano, che noi sappiamo che è il Signore che ci sta provando, no, allora noi dobbiamo ringraziare il Signore. Perché? Perché quello che Lui sta facendo nella nostra vita è per la nostra crescita, è perché noi possiamo tornarci più saldi nella fede. E tante volte quando viene una prova, noi ci mettiamo a lamentare: oh Signore, ma non vengono giorni migliori e va sempre peggio. Pensavo di stare bene, ma non sto bene. Guarda le cose come vanno, problemi sopra problemi, è sempre così, tutto quanto. No, invece Pietro sta dicendo: perciò voi esultate ancora, se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. È necessario, anche se per un breve tempo, no, per tutta la nostra vita qui nella terra. È un breve tempo, ce li abbiamo dopo l'eternità e noi goderemo dell'eternità e lì non ci sarà più prove. No, ma è importante che questo periodo di prove in cui noi siamo qui, noi usciamo di qua approvati.
Cosa noi abbiamo letto là all'inizio? No? Beato l'uomo che sopporta la prova. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà cosa? La corona della vita. Allora vuol dire che le prove, dopo superate, contano punti sulla nostra vita. Noi siamo in costante crescita nella presenza del Signore. E allora noi non possiamo fare in modo che questo diventi una cosa cattiva nella nostra vita. Ma di nuovo una prova. Magari noi siamo di nuovo lì, vivendo di nuovo nelle prove, perché noi non siamo stati approvati in quella prima. Perché noi abbiamo mollato, abbiamo reclamato, siamo tornati indietro, no? Abbiamo ceduto nella nostra fede. Magari il problema sia quello. Ma come io posso sapere se è una prova o se è una tentazione? Come io posso sapere se è una prova o se è una tentazione? La prova, come noi abbiamo detto, viene per rafforzarci, per farci crescere, no? La prova rivela chi noi siamo, non a Dio, a noi stessi, no? La prova ci fa superare i nostri limiti. Perché quando la prova viene, noi ci mettiamo in preghiera, noi cerchiamo il Signore, o meno dovrebbe essere così il nostro comportamento, no? Allora, quando la prova viene, la prova dovrebbe rivelare a noi stessi chi noi siamo e cercare di farci vedere tutto quello che deve essere cambiato e cercare di migliorare nella nostra camminata con il Signore. La prova dovrebbe farci superare i nostri limiti, perché noi abbiamo dei limiti e la prova ci fa andare oltre. Perché? Perché a volte la prova ci stringe e noi cominciamo a pregare e noi cominciamo a scoprire cose di Dio che noi non avevamo mai scoperto in vita nostra. È questa la funzione della prova. La tentazione invece, ci induce al peccato. La tentazione ci induce al peccato. Non avrete mai una tentazione che sia per una cosa buona. Mai. Satana non coopererebbe mai per la vostra crescita con il Signore. Questo è certo. Satana è usato da Dio per la nostra crescita. E noi abbiamo un bello esempio di questo. Luca 22, 31 e 32. Luca 22, 31 e 32. Gesù parlando con Simone. Simone, Simone. Quando si ripete 2 volte così il nome, aspetta che viene cosa pesante, no? Gesù guarda e dice: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Che bello, no? Gesù arriva davanti a te e dice: Stefano, guarda che Satana mi ha chiesto di vagliarti come il grano, ma io ho pregato per te non perché tu sia liberato. Avete fatto attenzione qui? Gesù non prega perché Pietro sia liberato dalla tentazione. Gesù prega perché Pietro resti saldo nella fede. Allora, tentazione sia. Satana ha chiesto, permesso concesso. E Stefano lavorato. E Stefano più forte. E Stefano più vicino. E Stefano superando i limiti. Questo è lo scopo della prova. Ed è questo che è successo con Matteo, o con Simone.
Ecco che Satana mi ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te. E la parola dice che lui intercede per noi, no? Lui intercede per noi. E in questi momenti non siamo mai soli. Perché? Perché lui non ci delude. Lui non ci delude. Prima Corinzi 10:13 dice così: nessuna tentazione, non è una prova, nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché possiate sopportare. Allora Satana viene, chiede il permesso. Chi si ricorda della storia di Giobbe? Giobbe è un grande esempio di questo, no? Giobbe era tosto perché lui ha sopportato tante cose, ma lui non ha ceduto. Qualche volta si è lamentato, no? Qualche volta ha detto, ma guarda che io sono bravo perché sto passando per tutte queste cose, no? Ma lui non ha ceduto nella sua fede. La sua moglie arriva da lui e dice, oh, maledici il tuo Dio e muore. E lui risponde così, sai che hai ragione. Perché non faccio questo? No? Ah no? Come lui ha detto? Chi si ricorda? Parli come una matta, come una pazza. Se ho accettato il bene del Signore, perché non posso accettare anche il male? No? Gloria a Dio che lui non ha ceduto alla sua moglie. No? La sua moglie non ha avuto questa influenza su di lui. Lui ha riconosciuto e l'ha fatto andare via. No, zitta! E allora le tentazioni vengono. Dobbiamo identificare la tentazione e dobbiamo stare saldi anche nelle tentazioni, perché anche le tentazioni il Signore le permette perché possiamo crescere. Però le tentazioni, come non vengono da Dio, Dio mette un limite. Dio mette un limite. E sono rimasto fino alle 3 di notte leggendo su questo discorso. Perché c'è un limite sia per la prova che per la tentazione? O c'è un limite soltanto per la tentazione e non per la prova? Cosa ne pensate? Qualcun altro rischia una risposta? Sì, no, per la tentazione sì, dico per la prova. Chi crede che ha un limite per la prova? Chi crede che non ha un limite per la prova? Alza la mano. Meglio. Chi non ha un limite, chi non ha un limite. Chi crede che non ha un limite per la prova? Chi crede che ha un limite per la prova? Chi non sa? È una cosa molto complicata. È una cosa molto complicata. Perché? Perché 2 Corinzi 1:8 è l'unico versetto che ho trovato che parla che Paolo sta parlando alla chiesa di Corinzi, raccontando della sua esperienza in Asia. E allora lui dice che è stato provato, ma non provato.
è stato afflitto al di sopra delle sue forze, che lui è arrivato al punto di pensare di morire, che era sentenziato alla morte. Però sono due parole diverse. La prima di prova e tentazioni è Erasmus, qualcosa così, adesso mi sono dimenticato. Quella invece di Paolo in 2 Corinzi 1,8 è Tilipsis, che parla di pressione, non è una prova, di torchiatura, no? Abbiamo già parlato di questo qua un po' di anni fa. E allora ho fatto un po' di ricerche e non sono sinonimi, sono diversi. Però io nel mio pensiero non ho trovato base biblica, dice Daniel, non ho trovato base biblica, devo ancora studiare su questo argomento e vi dico, sono rimasto fino a 3 passa di notte leggendo su questa cosa e non ho trovato niente. Devo ancora cercare di capire bene questa cosa, ma secondo me, io penso che noi possiamo essere provati oltre alle nostre forze. Perché se no, al contrario di questo, noi resteremo sempre in quello che siamo. Non ci sarebbe crescita. Perché cosa succede per la crescita? Se tu dai una prova e arrivi sempre a quello limite lì, no? Noi da buoni umani che siamo, non oltrepasseremo, giusto? Oltrepasseremo mai quello limite lì. E noi siamo stati costruiti da Dio. E a volte noi pensiamo che quello è il nostro limite, ma invece non è. Dio sa qual è il nostro limite. E a volte noi pensiamo, io sono andato oltre i miei limiti. No, guarda che noi sopportiamo ancora molto di più di quello. Sopportiamo ancora molto di più di quello. E allora non ci lamentiamo, perché sennò la cosa diventa più pesante. Stai piangendo, allora cerchiamo di aggiustare un po' la cosa, no? E allora penso io, come ho detto, penso io, dice Daniel, questo non è scritto nella Bibbia, perché come ho detto quello versetto di Paolo, magari se volete leggere lì a casa, leggetelo, perché viene di una storia di oppressione quando loro stavano predicando il Vangelo lì in quello posto dell'Asia, lì, no? Sono stati oppressi lì, e lui racconta questo alla chiesa di Corinto come una testimonianza, no? Come un incoraggiamento a loro, che mandassero loro avanti, no? Perché nonostante le prove che anche loro passassero là, no? E tutta la vita di Paolo è stata così, no? Tutta la vita di Paolo è stata così. Paolo ha avuto tante prove nella sua vita, ma in nessun momento Paolo ha mollato, in nessun momento Paolo ha scoraggiato, anzi lui guardava sempre la parte buona di quella prova lì. Lui ha imparato a vedere quello di buono che stava succedendo in mezzo a quella prova, e allora lui diceva così, guarda che io sono in catene qui, ma io mi rallegro perché le mie catene stanno incoraggiando i miei fratelli ad andare avanti nella predicazione del Vangelo. Guarda che noi siamo quasi stati messi alla morte lì, ma anche se voi guardate là, anche se fossimo morti lì, il Signore ci potrebbe far risuscitare. Nel versetto là c'è scritto questo. Allora Paolo guardava sempre la parte buona. Wow, io sto crescendo e quello che sta succedendo a me sta cooperando per la propagazione del Vangelo di Cristo Gesù. Alleluia! È questa la visione che noi dobbiamo guardare, perché ci sono tante volte cristiani, credenti, che passano per la prova, e passano per la prova, e passano per la prova, e passano per la prova, ma non sono mai approvati. Io mi ricordo che un po' di tempo fa noi abbiamo pregato questo qui nella chiesa, abbiamo parlato di questo, che
Dio è un Dio di fasi. Sì? Non so se vi ricordate di questa predica. Dio è un Dio di fasi. E allora, quando noi passiamo per le prove, no? Dio sta promuovendo la nostra crescita, no? Allora, quando noi cresciamo, noi stiamo salendo i nostri gradini nel nostro rapporto con il Signore. E allora il Signore ci potrà anche dare altre responsabilità. Io mi ricordo che una volta stavo parlando col gruppo di Lode, eravamo riuniti, no? Io ho detto a loro, guarda ragazzi, noi abbiamo bisogno di crescere. Dio non dà grosse responsabilità a bambini. Dio non dà responsabilità a bambini. Ma non solo Dio, tu dai una responsabilità a un bambino. Nessuno in sana coscienza fa una roba del genere, no? E per arrivare al livello di avere più responsabilità nell'opera del Signore, per crescere nella presenza del Signore, noi abbiamo bisogno di passare per le prove. Se noi non passiamo per le prove e non siamo approvati, resteremo là. Le prove hanno questo proposito nella nostra vita. Ma la nostra crescita viene determinata dal nostro comportamento in mezzo alla prova. Il problema è che la maggioranza della Chiesa reagisce male alla prova. Ah, è del diavolo. È del diavolo. È il diavolo che fa queste cose. No, e non sempre. A volte è Dio che sta permettendo, perché Dio guarda, vede il tuo potenziale. Wow, guarda che tu hai un grandissimo potenziale. Allora ti metto alla prova per farti crescere. No, Gesù, guarda che va bene così come sto qua. Sto bene riscaldando la sede della Chiesa, non voglio fare altro, non voglio responsabilità, non voglio peso sulle mie spalle, non voglio altri lavori, non voglio questo, non voglio quello. No, noi restiamo lì nella nostra zona di conforto, non accettiamo quello che Dio ha per noi, no, e restiamo lì, no, nella mediocrità. Nella mediocrità. Invece il Signore ne ha bisogno proprio di uomini e donne coraggiose che si facciano avanti, che si lasciano provare dal Signore e dimostrano che sono in grado di andare avanti. Di che lato noi stiamo? Dobbiamo a volte porci questa domanda. Dobbiamo a volte porci questa domanda, dobbiamo ragionare un po' e dire, ma questa prova da dove viene? No? Perché sto passando per questa prova? Signore, mi rivela quale area della mia vita tu vuoi trattare con questa cosa che sta succedendo, quale area della mia vita tu vuoi trattare. A volte Lui ci dice chiaramente, a volte no, perché Lui non è obbligato a rispondere tutte le nostre risposte. Ma intanto, se io sappia o no la risposta di per cosa è quella prova lì, io mi terrò pronto, saldo nella fede e non mollerò finché sarò approvato. Perché? Perché questo glorificherà il Signore. Anche se non avessi nessun scopo, che questo non è vero, Dio non fa niente senza scopo nella nostra vita, ma anche se non avesse nessun scopo, solo il fatto di restare saldo nella fede, questo glorificherebbe già il nome del Signore. E gloria a Dio! E gloria a Dio, anche se servisse soltanto a quello, gloria a Dio, perché è per questo che noi siamo stati creati, è per questo che noi siamo nati, per la lode della sua gloria. Amen. Alleluia. Alleluia. Giacomo 1, 13, 14, come noi abbiamo letto, nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Perché? Perché è contro la sua natura. È contro la sua natura, lui è contro il peccato, lui mai tenterebbe qualcuno verso il peccato. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Abbiamo già detto questo qua parecchie volte.
che Satana non fa peccare a nessuno. Vi ricordate di questo? Satana non fa peccare a nessuno. Guarda il tuo fratello, quello che è a fianco a te, oppure quello che è dietro, e diglielo così: non è Satana che ti fa peccare, sei tu stesso. Allora parla a te stesso: non è Satana che mi fa peccare, sono io stesso. Perché? Perché il peccato è una decisione. Il peccato è una decisione. Satana vieni e ti mette davanti. Satana vieni e espone davanti a te tutte le cose che piace alla tua carne. E i desideri si accendono. Ma sta a te dire sì o dire di no. È questo che Giacomo sta dicendo, è la concupiscenza, sono i desideri della nostra carne che ci fanno peccare. E tante volte noi cadiamo nei nostri peccati, perché Satana, perché Satana, perché Satana. No, la colpa è tua, la colpa è nostra. Noi pecchiamo perché noi vogliamo. Perché se noi diciamo a noi stessi, io non peccherò mai più, noi non pecchiamo mai più. Su quell'area lì. Una cosa che abbiamo fatto, abbiamo trasgredito la volontà del Signore, abbiamo scivolato in quell'area lì, lo Spirito Santo ci ha fatto capire la sua situazione di peccato, noi ci siamo pentiti, no? Abbiamo chiesto perdono, siamo stati perdonati, il nostro peccato è stato cancellato, lavato nel sangue di Gesù, è stato inchiodato nella croce con Gesù, non c'è più questo debito. Ma se noi torniamo a peccare di nuovo, non è perché Satana ci ha fatto peccare, è perché noi abbiamo voluto. Ma come noi possiamo allora resistere a tutte queste cose? Come noi possiamo non peccare? Come noi possiamo resistere alle tentazioni del diavolo? La Bibbia ci insegna. Matteo 6,13, quando Gesù sta insegnando la preghiera del Padre Nostro, Matteo 6,13, quando Gesù sta insegnando ai discepoli la preghiera del Padre Nostro, nel versetto 13 lui dice così: non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, no? Allora qual è la ricetta? Qual è la ricetta per non cadere in peccato? Pregare. Pregare. La ricetta per non cadere nel peccato è pregare. Matteo 26,41, no? Gesù dice così: vegliate e pregate. Vegliate e pregate. Solo pregare non serve. Devi stare attento. Devi stare attento. Perché? Perché una pecora distratta è preda facile. Una pecora lontana del gregge è una preda facile. Vengono i lupi, leoni, e quelli che vengono e strappano quella pecora lì, nessuno vede perché intanto la pecora è da sola, no? E a volte è questo che la Chiesa tante volte non capisce. L'importanza di stare nella Chiesa ogni domenica. Perché? Perché qua noi ci proteggiamo a vicenda. Noi ci proteggiamo a vicenda, perché quando uno è malato, gli altri pregano. Quando uno è scoraggiato, la Chiesa prega. Quando uno ha dei problemi, la Chiesa prega. Perché? Perché noi siamo una famiglia, no?
o meno è questo il senso della Chiesa, no? Se il dito del piede si fa male, tutto il corpo deve sentire quello dolore lì. Non è che il corpo guarda i piedi e dice, oh, problema tuo, arrangiati. No. Ma tutto il corpo si preoccupa, tutto il corpo prega, tutto il corpo reagisce in quella situazione lì, in modo che quello fratello che è in difficoltà non cadra e non sia rapito dal nemico. No? Allora vegliate e pregate, guardate sempre, state attenti, guardando di là e di qua. No? E pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Allora, come noi possiamo vincere le tentazioni? Dobbiamo stare attenti, dobbiamo guardare in tutto il tempo e dobbiamo pregare affinché non cadiamo in tentazione, perché il nostro spirito è pronto, ma la nostra carne è debole. La nostra carne si viene provata, tentata. No, non era proprio quello il termine. Non mi viene il termine. Quando vieni una situazione di insistenza, instigata magari, no? Quando la nostra carne viene instigata con insistenza su una cosa e noi non siamo preparati nella preghiera, noi finiamo per cedere. Allora per questo noi abbiamo bisogno di essere saldi nella fede, nella preghiera e vegliare. Perché se tu vedi che qualcuno arriva da te e comincia ad insistere in una cosa che non è giusta, in una cosa che è sbagliata, in una cosa che è contro la volontà del Signore, fa meno di sentire. Questo è vegliare. Diciamo qua un esempio così banale. Andrea, un amico tuo arriva da te. Andrea, vuoi fumare una sigaretta? No, non mi piace. L'altro giorno, Andrea, fuma un po'. No, non mi piace. E dopo. Dai, ma tutti fumano, è fico. No, dai, una sola, dai. Una sola. Fra un po', dai, una sola, proviamo. Magari una situazione in mezzo a tanti amici, perché a volte noi pensiamo che Satana non è del tipo che architetta le situazioni, no? A volte noi pensiamo, ma Satana non ci penserebbe mai a una roba del genere, no? Lui non sarebbe mai, non arriverebbe mai a questo punto di pensare a architettare tutta una situazione per farmi peccare. E io ti dico di sì. E io ti dico che Satana è molto in grado di architettare tutta una situazione per farti cadere dalla fede, per farti peccare. No? Allora arriva uno, parla, arriva un altro, parla, arriva un altro, parla, arriva un altro, parla, e un altro. Arriverà un momento che se tu non hai una fede salda in Cristo Gesù, cadrai. E dopo il primo assaggio, il secondo non è così pesante, il terzo tanto meno. E per questo Gesù sta dicendo, vegliate. Se uno arriva e comincia ad insistere su una situazione, allontanati di quella situazione e fortifica nella preghiera. Perché? Perché la nostra carne è debole. Se noi lasciamo soltanto per il nostro ragionamento, per la forza della nostra carne, noi cadremo in peccato. Noi peccheremo. Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. 1 Pietro 5,9 resisteteli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi nel mondo. Non siamo noi solo i privilegiati. Succede con tutti quanti.
Ma quello che noi dobbiamo capire è che in tutto Gesù è stato il nostro esempio. I nostri occhi devono essere sempre su di Lui. Lui è il nostro esempio in ogni cosa. Prima Pietro 2,21 dice così: infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Amen. Ah, ma Gesù era figlio di Dio. Gesù era forte, Gesù resisteva. Ebrei 4,15 dice proprio così: infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Sta parlando di Gesù. Poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Ebrei 4,15. Gesù Cristo è stato tentato come noi, perché noi dobbiamo ricordarci che Gesù era 100% uomo, era soggetto alle stesse debolezze che siamo noi, ma lui si è mantenuto puro, santo per tutta la sua vita. Lui ci ha fatto vedere che è possibile resistere al peccato, che è possibile dire di no al peccato, perché lui è riuscito a non essere contaminato con il peccato. Quello che noi a volte dimentichiamo è che la conseguenza del peccato nella nostra vita è tragica. Giacomo 1,15 che noi abbiamo letto: poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. E Paolo scrive ai Romani 6,23, lui dice così: perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, il nostro Signore. Le prove vengono per renderci più forti. La tentazione anche viene per renderci più forti. Ma le prove vengono da Dio. Le tentazioni vengono dal diavolo. E se noi non passiamo alle tentazioni, noi ci lasciamo andare nel peccato. Il peccato compiuto genera la morte. E la morte ci separa di Dio. La morte è la separazione di Dio. Isaia, Dio dice così: io non riesco a sentirvi più per conto dei vostri peccati, perché i vostri peccati hanno fatto una separazione tra me e voi. E tante volte noi preghiamo e le cose non succedono. A volte è perché c'è un peccato che non è stato confessato, a volte è perché c'è qualcosa che noi non abbiamo detto, c'è qualche pendenza che non è stata sistemata, e a volte quella pendenza lì ti apre brecce nella nostra vita in modo che Satana possa entrare e causare dei grossi problemi. Allora noi dobbiamo pregare e lo Spirito Santo ci porta alla consapevolezza del peccato, e noi dobbiamo confessare i nostri peccati con un cuore pentito sinceramente e andare nella presenza del Signore sapendo che Lui è fedele da perdonarci i nostri peccati. Il peccato nella nostra vita non è una sentenza. Il peccato nella nostra vita non è una sentenza. Ancora. Ma se noi continuiamo a peccare deliberatamente, Ebrei sempre dice che non c'è più sacrificio per quelli che peccano deliberatamente. È pesante questo brano. È pesante questo brano perché a volte noi pecchiamo così senza pensare
Fratelli, io vi dico una cosa che è terribile, ma ci sono fratelli nella Chiesa che mentono deliberatamente. Fratelli, questo è assurdo. Magari pensano che magari la bugia non sia un peccato, ed è peccato. La Bibbia ci insegna che Satana è il padre della bugia. E a volte noi trattiamo queste piccole cose con tanta leggerezza, come se niente fosse. I nostri figli mentono, wow, che bello, hai visto? No, noi dobbiamo dire, oh, ma cosa stai facendo? Fratelli che mentono al lavoro, mentono alla famiglia, mentono a casa. Ci sono dei fratelli che quando ci trovano per strada, no? Vengono subito a giustificarsi perché non è venuto in chiesa. Oh, pastore, come stai? Tutto bene? Oh, pastore, guarda che non vado in chiesa là perché abbiamo questo problema. E a volte tu sai che non è vero. Si dimentica e dopo posta le foto su Instagram, su Facebook, in passeggiata con la famiglia, facendo un giretto. E a volte noi non ci accorgiamo che noi stiamo aprendo brecce nella nostra vita perché Satana possa entrare e operare e fare strage nella nostra vita. A volte le cose non stanno funzionando perché noi stiamo facendo delle piccole cose che stanno rovinando la nostra intimità con il Signore. Cito la bugia come un esempio, ma ci sono tante altre cose. Come questo che ho appena detto. Ah, pastore, non sono potuto venire nella chiesa perché ero malato. E dopo posti la foto facendo un giro con la famiglia. Ma non è vietato fare un giro con la tua famiglia. Va a passeggiare con la tua famiglia, che problema c'è? Ma non sta a mentire di cose che non servono, non sta a mentire, a inventarsi le cose pensando che questo non causa nessun danno. Questo causa danno. Questo è un problema. Sono situazioni che Satana mette nella nostra vita e che noi cediamo. E il problema è che fatta una, fatta due, fatta tre, quello diventa normale e allora dire una bugia non crea più problemi. Togliamo la bugia, mettiamo il peccato qui, no? Perché include tante altre cose. Noi non possiamo abituarci a fare le cose sbagliate. Noi non possiamo abituarci a fare questo, perché a volte noi cerchiamo di dire, ah, ma questo è come si dice, un peccato piccolo? Un peccadinho. Come si dice questo in italiano? Ah? Un peccatuccio. E grande? Peccatone. Un peccatuccio e un peccatone, no? A volte ci sono quelli, dai, inventiamo qua. No, cerchiamo di incrementare il vocabolario italiano. A volte sono quelli che pensano che ci sono i peccatucci e che ci sono i peccatoni, no? Peccato è peccato. Peccato è peccato. E un'altra cosa che noi dobbiamo ricordarci, che peccato non è soltanto fare la cosa sbagliata. Sapevate di questo? Perché a volte noi pensiamo che peccato è dire una bugia, rubare, uccidere. No, a volte noi pensiamo che peccato è solo fare la cosa sbagliata. Invece non è vero. È peccato anche non fare la cosa giusta. Anche questo è peccato. Quello che sa fare il bene e non lo fa, pecca. È biblico. È qua dentro. Non so dov'è, ma è là. Quello che sa fare il bene e non lo fa, pecca. E allora vogliamo avere
una vita prospera col Signore, vogliamo essere pieni dallo Spirito Santo, no? Vogliamo essere un esempio per tutte le cose, vogliamo crescere nella presenza del Signore, noi vogliamo vedere i miracoli, no? Perché i miracoli non succedono più? Non è solo la mancanza di fede, ci sono tante altre cose. Allora noi vogliamo vedere le cose succedendo, noi vogliamo una chiesa che possa impattare la città, noi vogliamo una chiesa che possa cambiare. Io stavo pensando pochi giorni fa, in Brasile oggi noi abbiamo, se non già di più, 50% o anche più di 50% del Brasile è credente. Credenti. D'altra parte, la situazione in Brasile è terribile. Ammazzano per qualsiasi cosa, rubano, prostituzione alle stelle, spaccio di droghe e tutto quanto. Allora, nel mio pensiero, io penso che c'è qualcosa che non va. Perché una chiesa santa, una chiesa che si impone sul peccato, una chiesa presente, deve cambiare la città e il territorio e anche la nazione. Una nazione che c'è 50%, che la metà è credente in Gesù Cristo, dovrebbe avere qualche risultato. Sì o no? Non so quanti di voi avete già letto, io non ho letto, ho sentito, no? Tante volte abbiamo parlato di questo, del risveglio di Azusa Street. Questo è successo negli Stati Uniti, no? Non ho tanti dettagli di questa storia, ma lì loro hanno iniziato con una riunione di preghiera, non era neanche una chiesa. Hanno iniziato con una riunione di preghiera e che non è finita più. Era solo un culto come qualsiasi altro, ma di persone piene dello Spirito Santo che volevano fare la differenza. Loro hanno iniziato un culto di preghiera e la cosa si è intensificata e la cosa è cresciuta e non finiva più e magari i familiari che erano a casa, vedendo che l'altro non arriva, no, andiamo là a vedere cosa è successo, no? Cosa sta succedendo lì che non vengono via? Sono là nella casa del fratello o della sorella che stanno pregando, andiamo là. Arriva là e entrano nel circolo e cominciano a pregare anche loro e tutto quanto, e cominciano a fare troppo rumore, no? La cosa comincia a crescere, i vicini, no, si stufano e vengono a lamentarsi, arrivano là, si convertono perché la potenza di Dio era grandissima in quello luogo e comincia a succedere cose meravigliose, i malati cominciano a essere guariti e la cosa comincia a crescere e quello non finisce e va avanti per tanto tempo che è diventato famoso in tutto il mondo il risveglio di Azusa Street. Pochi anni fa abbiamo visto anche uno di questi in un'università negli Stati Uniti. Hanno iniziato un culto come qualsiasi altro. Il culto è andato avanti giorni, se non mesi. Gente di tutto il mondo hanno preso l'aereo e sono andati lì per vedere cosa il Signore stava facendo. Una riunione nel teatro dell'università. Hanno cominciato ad adorare, non si sono fermati più. Perché c'erano lì cuori disponibili ad adorare, cuori disponibili ad obbedire. E magari è questo che manca nella Chiesa, no? A volte noi non ci accorgiamo che Gesù Cristo sta tornando. Parlavo con la sorella lì all'inizio del curso, Gesù Cristo sta tornando, ma i nostri occhi sono sulle cose, sono su avere, sono su possiedere. Noi siamo distratti da queste cose e Satana mette sempre di più. Noi siamo interessati in guadagnare i soldi, noi siamo interessati in comprare cose, in migliorare la macchina, in cambiare casa, in migliorare i mobili, in comprare
comprare un tappeto nuovo, in fare questo, e allora ci sono tante cose da fare, io devo lavorare, e l'opera del Signore viene sempre meno. Noi abbiamo fatto pochi giorni fa una richiesta di chi voleva farsi avanti per lavorare nella Chiesa, pochissime persone sono venute avanti, perché? Perché nessuno vuole la responsabilità. Nessuno vuole la responsabilità di fare qualcosa per il regno. E il Signore dice che noi dobbiamo cercare in primo posto il regno di Dio. Noi non abbiamo leader per cellule che dobbiamo aprire. Perché? Perché nessuno vuole impegnarsi un giorno alla settimana di andare là a predicare il Vangelo. Nessuno si fa avanti per niente. Noi stiamo facendo l'accademia. Ogni anno formiamo un sacco di gente, ma domanda se qualcuno vuole predicare il Vangelo. No. Ah no, pastore, è troppo pesante per me. Ho già i miei impegni. Aprire in mano di questo, ma neanche per sogno. E il tempo sta per finire. E cosa noi presenteremo davanti al Signore quando noi arriveremo davanti a Lui? Che silenzio. Io dico noi, noi, ne sto parlando solo di voi, dico noi. Le prove vengono per farci crescere, ma quando noi siamo approvati, questo deve generare qualcosa nella nostra vita. Quando noi siamo approvati, questo ci deve fare davvero crescere. Prima della prova ero uno, adesso sono un altro. Prima della prova io pregavo tanto, adesso prego molto di più. E io devo stare attento per non tornare indietro a quello che ero, perché sennò io sarò provato di nuovo per farmi crescere. Le tentazioni verranno, ma sì che verranno. E noi pregheremo e la tentazione andrà via. Il Signore intercederà per noi, Lui porrà un limite a Satana, perché Lui non ci possa tentare al di sopra delle nostre possibilità. Ah, ma perché tu pensi? No, la Bibbia dice che per la tentazione c'è un limite, ma perché tu pensi che anche per la prova non ha un limite? Io penso perché? Perché il Signore ci sprona ad andare avanti. Il Signore ci sprona a crescere. Il Signore ci sprona a passare fase per fase e a provare cose meravigliose che noi non possiamo neanche sognare. Perché a volte noi pensiamo che le risorse del Signore sono quello che noi abbiamo e invece non è così. Le risorse del Signore sono inesauribili. Voi sapete cos'è l'eternità? Cos'è l'eternità? L'eternità è conoscere Dio, dice la sua parola. Noi passeremo l'eternità conoscendo il Signore. Conoscendo il Signore. Conoscendo il Signore. E conoscendo il Signore. E quando noi penseremo che avremo già finito, il Signore si rivelerà ancora di una maniera, wow! Guarda Gesù, hai spaccato, questa non mi aspettavo. Gesù, che sorpresa! Questa è nuova. Sì, questa ho preparato per oggi. Domani c'è di più. Dai. No, non ci sarà oggi e domani, no? Noi viveremo. Lavoreremo, glorificheremo, adoreremo il Signore. Amen. Io stavo sentendo un pastore brasiliano, Hernandes Dias Lopes, e lui ha parlato una cosa interessante. Lui diceva così: quando siamo tentati dal diavolo, lui vuole far venire fuori il peggio di noi.
Quando siamo provati da Dio, Lui vuole far venire fuori il meglio di noi. Quando siamo tentati dal diavolo, Lui vuole buttarci a terra. Quando siamo provati da Dio, Lui vuole fortificarci. Quando siamo tentati dal diavolo, Lui vuole sconfiggerci. Ma quando siamo provati da Dio, Lui vuole darci vittorie attraverso gloriose esperienze con Lui. Amen. Come vanno le prove là? Siamo saldi nella fede? Amen. Non ci smuoviamo? Mettiamoci in piedi, per favore. Le tentazioni vengono, ma noi resistiamo nel nome di Gesù e non saremo provati al di sopra delle nostre, e non saremo tentati al di sopra delle nostre forze. Perché? Perché Satana è un limite. A volte noi non pensiamo a questo, ma tante volte Satana è una benedizione nella nostra vita. Perché Lui fa quello che Dio vuole, sempre. Io mi ricordo che una volta abbiamo sentito una testimonianza in Brasile di una signora anziana che viveva da sola e i soldi non bastavano per arrivare a fine mese. E proprio quello mese le cose sono andate storte e lei non aveva neanche da mangiare. E allora lei ha chiamato, in Brasile ci sono questi programmi nella radio, no? E lei ha chiamato un programma e ha detto: guarda, pregate per me perché io non ho niente da mangiare. Questi programmi davano la possibilità di chiamare e fare la richiesta di preghiera. E lei ha chiamato e ha detto: pregate per me perché sono un'anziana così e non ho niente da mangiare. E c'era un stregone che stava sentendo il programma e lui ha detto: adesso faccio vedere a questa signora chi provvederà il cibo per lei. Lui è andato in supermercato e ha fatto una spesa enorme di tutto e ha chiamato il suo servo e ha detto: porta a questo indirizzo qua, no? E quando la signora domanderà chi ha mandato, tu dirai: il diavolo ha mandato. E noi vedremo come sarà la fede di questa donna. E allora il servo ha preso la spesa, è andato dalla signora, ha bussato alla porta e ha detto: signora, guarda che ho qualcosa per lei, no? E ha scaricato quegli scatoloni pieni. E lei ha detto: gloria a Dio, mentre lui caricava gli scatoloni, gloria a Dio, no? E non domandava chi aveva mandato la spesa. E il ragazzo ha finito e è rimasto là un po', e lei: gloria a Dio, grazie, gloria a Dio. E allora lui, un po' impaziente, dice: ma signora, lei non vuole sapere chi ha mandato? No? E lei ha detto: ragazzo mio, non mi interessa, perché quando Dio comanda, anche Satana obbedisce. Alleluia! Quando Dio comanda, anche Satana obbedisce. E questo è vero. Allora, le vostre tentazioni hanno un limite. Voi non sareste tentati al di sopra delle nostre forze, ma reggetevi, tenete botta, perché la vostra vittoria, sia nella tentazione che nella provazione, al di sopra di ogni cosa, al di sopra di ogni esperienza che ci può portare, glorificherà il nome del Signore. E questo, il nostro comportamento, come noi abbiamo letto, ci darà la corona della vita eterna. Amen. Allora ti chiedo di chiudere gli occhi
Chiudete gli occhi, per favore. Magari tu stai passando per una prova difficile, stai passando per una situazione complicata, o magari c'è nella tua vita una situazione di tentazione nella tua vita, magari nel tuo lavoro c'è una donna che disturba la tua vita, c'è un uomo che gira intorno alla tua vita, magari c'è uno che ti sta offrendo dei soldi per fare una cosa che non va bene. Ci sono delle tentazioni a volte che vengono, no, e insistono per farci cadere. E a volte ci sono delle cose che vengono anche con una buona apparenza. Satana è bravo in queste cose. Lui a volte crea delle situazioni che tu dici: no, ma questo è da Dio. E alla fine non è dal Signore. Quello è per farti deviare dei propositi del Signore. E allora io ti chiedo di mettere tutto questo davanti al Signore. Se è una tentazione, noi pregheremo adesso e il Signore farà cessare questa tentazione. E se è una prova, il Signore rinnoverà le tue forze, tu andrai avanti e tu sarai vincitore, perché noi crediamo in questo. Allora apri il tuo cuore al Signore e comincia a parlare con Lui, comincia a parlare col Signore. Comincia a parlare con Gesù. Ah, Gesù, guarda che io sto passando per una situazione troppo difficile, Signore. Guarda che io sto guardando avanti e non vedo, Signore, la luce alla fine del tunnel, Signore, è tutto buio. No? Allora, Signore, vieni, soccorrimi, Signore. Vieni nel mio aiuto, Signore, abbracciami, aiutami a camminare, perché non vedo più niente, sono perso, non so che decisioni prendere, Signore, non so più cosa pensare in questa situazione mi sta togliendo la pace, Signore, e io voglio lasciare tutto questo nelle tue mani, voglio fidarmi di te e sapere che tu provvederai ogni cosa, che tu mi darai una via di scampo, che tu sarai con me in ogni cosa. Signore, io voglio mettere questa situazione nel mio lavoro, nella mia casa, io voglio mettere questa situazione in mezzo ai miei colleghi, Signore, Padre, che io possa essere attento ad ogni cosa, che io possa vegliare in ogni momento, Signore, da non cedere, Signore, a queste tentazioni, da non cedere a questi inviti, Signore, che non vengono da te. Questi inviti mi disturbano, Signore, allora dammi forza per resistere, Signore, a queste tentazioni. Libera dal male, Signore, liberaci dal male, dacci forza per andare avanti. Prega, parla col Signore, apri la tua bocca. Alleluia. Spirito Santo, vieni. Spirito Santo, tocca ogni vita, porta un'unzione di rinnovo. Quelli che sono stanchi, Spirito Santo, agisci. Quelli che sono malati, porta guarigione nel nome di Gesù. Noi cacciamo via ogni sorta di malattia nel nome di Gesù, ogni sorta di problema, Signore, porta, Signore, la soluzione. Quelli che sono provati da te per la crescita, Signore, Padre, che loro siano consapevoli di questo e che il tuo Spirito Santo possa guidarli, Signore, in ogni azione, e che loro possano restare in preghiera, Signore, nella tua presenza, meditando ogni tempo nella tua parola e mettendo in pratica i tuoi insegnamenti. Padre, che il tuo Spirito Santo possa a benedire ogni vita, Signore, che il tuo Spirito Santo possa dare la guida, essere la guida per ognuno, camminare insieme, dare l'istruzione per ogni situazione, Signore, e che ognuno sia forte, Signore, e possa sopportare, Signore, questo tempo di prova, e che ognuno sia approvato per la gloria del tuo nome. Padre, guida la vita di ognuno, benedici la vita di ognuno, rinnova le forze di ognuno nel nome di Gesù. Che la prova non sia un peso, Signore, ma che noi possiamo imparare da Paolo, Signore, a vedere sempre il lato buono, Signore, della nostra prova, a vedere sempre che la prova ci porta più vicino a te, Signore, che la prova, Signore, fa più salda la nostra fede, Signore, che la prova ci rivela
chi noi siamo, Signore. Allora che il tuo Spirito Santo possa usare tutto questo e farci crescere nella tua presenza. Oh Spirito Santo di Dio, benedici il tuo popolo, tocca la tua chiesa nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù porta via ogni male, porta via ogni tristezza, ogni distrazione, ogni cosa che sta portando il tuo popolo lontano da te, Signore. Noi preghiamo che tutto questo sia rotto, spezzato nel nome di Gesù. Padre, dà la tua benedizione, Signore. Se c'è qualcosa, Signore, che tiene incatenato, Signore, i tuoi figli, Signore, che questo sia spezzato adesso nel nome di Gesù, che ci sia liberazione. Libera il tuo popolo del peccato. Spirito Santo, parla ad ogni cuore, parla ad ogni cuore, anche quelli peccati che sono stati commessi inconsapevolmente. Spirito Santo, tocca, porta consapevolezza. Spirito Santo, porta la consapevolezza del peccato, Signore, e che ognuno possa arrivare a un pentimento sincero, Signore, che possa pentirsi davanti a te e chiedere perdono e cambiare strada. Nel nome di Gesù, tocca ogni vita, porta crescita, Signore. Padre, rinnova la struttura di ogni vita, aumenta la fede, Signore, in nome di Gesù, in modo che possiamo stare saldi nella tua presenza, Signore, e non cedere, Signore, e non cedere alle tentazioni del diavolo, e restare firmi, Signore, nelle nostre prove, restare fermi, Signore, nella tua presenza. Noi preghiamo così nel nome potente di Gesù e per la tua gloria. Amen. Amen. Alleluia. Potete accomodarvi un attimo? Vi do gli avvisi velocemente. Allora, il 30 noi avremo la nostra veglia qui in chiesa, ok? Adesso non fa più freddo, siamo tranquilli, possiamo andare fino alle 6 pregando. Amen. Allora mettete nella vostra agenda alle 10, alle 22 iniziamo e andiamo fino all'ora che finisce. Allora il 30 noi saremo qui per la veglia, per pregare, per cercare la presenza dello Spirito Santo, per buttarci nella sua presenza, no? L'altra che noi abbiamo fatto è stato bellissimo, no? E vi chiedo di non mancare, mettetela 30, no? E allora convegno delle donne ad aprile. Donne che non avete ancora fatto le vostre iscrizioni, andate lì, fate le vostre iscrizioni, sarà una benedizione. Ogni anno è stupendo quello che il Signore fa lì e sappiamo che quest'anno non sarà diverso e stiamo lavorando già, organizzando le cose. Il contratto con l'albergo è già stato firmato, abbiamo già fatto un anticipo, no? E sono tanti soldi coinvolti, no? Abbiamo un contratto firmato lì di tanti soldi, mi farebbero anche comodi quei soldi là, no? Allora non possiamo buttarli via. E noi contiamo con la vostra presenza e più che altro con la vostra preghiera, no? Noi abbiamo ancora pochi iscritti, noi abbiamo bisogno proprio che voi ci aiutate a pregare per questo evento. Aiutateci a pregare, pregate per la vita di Mariana, no? Pregate per la sua salute, che il Signore venga con un'unzione di rinnovo su di lei, no? E per tutto lo staff che sarà coinvolto in quell'evento lì. Pregate, aiutateci, partecipate. Io sono sicuro che questo non sono soldi sprecati, non sono soldi sprecati, è un investimento. Amen. Allora aiutateci a pregare per questo. Giovedì c'è il culto di preghiera, no? Abbiamo il fratello Luca alla guida, no? Allora venite, è una benedizione, un tempo di preghiera meraviglioso che noi abbiamo qui. Venerdì abbiamo culto dei giovani, no? Non mancate, c'è lì Filippo con i giovani, no? Voi ragazzi che siete giovani, venite, sono qui per la prima volta, c'è lì Filippo e Risla, alzate la mano lì, quella bella coppia lì, no? Potete parlare con loro, presentatevi a loro e venite, è un tempo meraviglioso che il Signore sta benedicendo. Vi incoraggio proprio a venire perché sarà di benedizione per la vostra vita. Loro stanno facendo un lavoro stupendo, un lavoro stupendo con i giovani, no? E noi preghiamo il Signore che questo gruppo possa sempre crescere nella presenza del Signore. E mercoledì
abbiamo il discepolato, una benedizione, il discepolato, no? Il Signore sta usando Nicola e Giù potentemente e so che quelli che stanno venendo sono grandemente benedetti. E stavo dicendo a Giù questa settimana, io credo che usciranno tanti frutti di questo discepolato, tanti frutti. I nuovi arriveranno e noi avremo persone preparate per prendersi cura di questi nuovi che arriveranno. Gloria a Dio. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Mariana mi ha chiesto di ricordare che le donne che sono interessate a partecipare della intercessione per il congresso, no? Per l'incontro delle donne, questa settimana inizierà già la riunione, allora potete darci il nome in modo che possiamo passare a Tina, no? Tina, quella di Vicenza, sarà la responsabile come l'anno scorso del gruppo, no? Degli staff, vero? E inizieremo già questa settimana con preghiere e digiuno in modo che il Signore possa preparare un tempo benedetto lì. Allora venite, parlateci, noi vi diamo il contatto di Tina e così potete parlare con lei e mettiamoci in preghiera per questo evento nel nome di Gesù. Amen. Preghiamo. Ho detto tutto? Caro Padre, noi diamo grazie a te, Signore, per questa mattinata meravigliosa che abbiamo passato. Grazie, Signore, per la tua parola. Grazie, Signore, perché tu sei venuto. Grazie perché ti abbiamo lodato, ti abbiamo glorificato, ti abbiamo onorato, Signore. Grazie perché tu non dovevi essere qui, ma tu ci ami e sei venuto, Signore. E tu non manchi mai, noi ti glorifichiamo per questo, Gesù. Adesso noi ce ne andremo a casa e chiediamo, Signore, che tu venga con noi amiamo la tua presenza e non abbiamo il coraggio, Signore, di fare un passo avanti senza la tua presenza. Come ha detto Mosè, Signore, noi non andiamo, Signore, senza di te. Lo stesso diciamo anche noi, Signore, noi abbiamo bisogno della tua presenza sempre con noi, in noi, operando nella nostra vita, nelle nostre azioni, nei nostri pensieri, portandoci sempre più vicini a te. Che il tuo Spirito Santo ci possa lavorare ogni giorno, Signore, cambiandoci, trasformandoci in quello che sei tu, Gesù amato. Tu sei il nostro modello. Allora lavora in noi, la buona opera che hai già iniziato, Signore, continua fino al giorno che tu tornerai a prenderci, fino al giorno che tu ci porterai in cielo, Signore. Noi siamo ansiosi per quello giorno lì, Signore. Sappiamo, Signore, che è vicino. Ci sono tante cose che stanno succedendo che confermano, Signore, che il tuo giorno è vicino. Ma noi vogliamo essere pronti per quello giorno lì. E allora che il tuo Spirito Santo possa ministrare profondamente ai nostri cuori. Che il tuo Spirito Santo possa parlarci profondamente, cambiando i nostri atteggiamenti, che noi possiamo lasciare stare, Signore, le piccole cose che sono sbagliate nella nostra vita, questa consapevolezza di peccato, Signore, di cedere alle piccole tentazioni pensando che questo non faccia nessun male, Signore. Padre, che questa mentalità sia cambiata nel nome di Gesù e che noi possiamo imparare a vedere, Signore, con occhi profondi queste situazioni e eliminarle dalla nostra vita, Signore. Togli la bugia, Signore, dalle nostre labbra, Signore. Padre, togli, Signore, dalla nostra vita tutto quello che non va. Togli, Signore, Spirito Santo, parlaci al cuore, purificaci, santificaci. Che noi possiamo vivere nella tua presenza una vita che gradisce te, una vita che ti renda orgoglioso di noi, Signore. Che tu ci possa guardare e possa dire: il mio sacrificio ne valso la pena nella vita di Daniel. No, che io possa vivere in modo che tu sia felice con me. È questo che voglio. Allora, se c'è qualcosa che non va, Signore, esamina il mio cuore, esamina la mia vita, Signore, raddrizza le mie vie, perché io voglio stare nella tua presenza, io voglio contemplarti,
Io voglio vivere nella tua presenza ogni giorno della mia vita, non voglio mai stare lontano da te, Signore. E allora Spirito Santo continua a parlarci. Spirito Santo continua a disturbarci con la tua parola. Continua a parlarci. Che tutto questo che noi abbiamo sentito oggi non cada nel dimenticatoio già domani mattina, ma che noi possiamo, oltre a ricordarci, mettere in pratica tutto questo e resistere nel giorno malvagio per essere approvati da te, Signore, quando tu verrai a prenderci. Noi ti glorifichiamo, portaci a casa in pace, in sicurezza, dacci una buona domenica nella tua presenza, Signore. Benedici il culto lì a Vicenza, Signore, i fratelli che saranno lì. Padre, porta i tuoi figli là, Signore, dà la tua benedizione a quella riunione lì e sia con noi, Padre, per la gloria e per l'onore del tuo nome. Amen. Che Dio vi benedica. Buona domenica a tutti voi. No? Salutatevi prima di uscire. Fratelli, per quelli che stanno pregando per Domenico, no? Io devo inviare, ho ricevuto stamattina presto